Estasi, il film che fece scandalo al Festival del Cinema di Venezia nel 1934, sarà il titolo, in una versione in 4K opportunamente restaurata, che martedì 27 agosto, il giorno prima dell'inaugurazione ufficiale, darà il via alle danze alla prossima 76esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 28 agosto al 7 settembre. Quando fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 1934, Estasi fece scalpore perché conteneva uno dei primi nudi integrali della storia del cinema. Eddie Lamar e il suo seno diventarono famosi, l'attrice cecoslovacca si trasferì a Hollywood e diventò famosissima. Sposò un ricco americano che cercò di ritirare tutte le copie del film perché geloso dell'immagine della moglie. Il restauro è stato realizzato dalla Cineteca di Praga. Sono molti anni che il film non circola più in una coppia decente. Il Narodny Film Archive di Praga ha deciso di restaurarlo e ha fatto bene perché il film sarà una grande sorpresa. È vero che da un certo punto di vista sembra un film datato, è un film sostanzialmente ancora muto. La proiezione sarà alla Sala d'Arsena del Lido, rinnovando così l'appuntamento che la Biennale presieduta da Paolo Baratta desidera aprire a tutti i veneziani e ai lidensi, visto che l'ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti attraverso dei coupon distribuiti liberamente. E ancora oggi, rivisto oggi, risulta un film di una modernità straordinaria e quasi sconvolgente. E quindi mi sembra bello e significativo aprire la mostra di quest'anno con questa straordinaria riscoperta.